Sono arrivati oggi nel primo pomeriggio i migranti in fuga da Kona. Sono giunti dopo la notte passata a piove di sacco grazie agli autobus pubblici pagati dai Cobas. Dalla stazione hanno marciato fino alla prefettura dove poi hanno occupato piazza Antenore. Attorno le forze dell'ordine e alcuni striscioni di protesta di Forza Nuova. Attualmente è in corso un vertice straordinario in prefettura per decidere sul da farsi. La vicenda è complessa e vede da un lato la curia che, non accettando il ricatto morale, terrà le porte chiuse, dall'altra il comune e le istituzioni che stanno cercando di trovare una momentanea soluzione. I profughi scappati da Kona ora però rischiano grosso perché se non dovessero rientrare nel lab potrebbero perdere lo status di rifugiati. La situazione al momento non pare muoversi, eventuali sviluppi nelle prossime edizioni del TG. Swishamber Channel News, Padova.